i veneti, sono andati immigrati. Eccoci qua, rientrati in studio. Il dibattito è continuato anche durante la pubblicità. Una parte purtroppo i nostri telespettatori l'hanno persa adesso. Come facciamo? Come facciamo? Bisogna anche ripetere. L'articolo 10 della Costituzione tutela le persone a livello di asilo politico che vengono dall'estero. L'articolo 319 tutela praticamente le razze, le religioni e i diritti politici delle persone. Si parla di immigrazione oggi come merce di scambio, merce chiamiamola di trattato o merce umana, quando già dagli anni 90 nelle coste italiane c'erano milioni di ossa e nessuno si preoccupava di raccoglierle. E questo è documentato perché potete andare sul territorio e chiedere alle persone. Oggi si è portata l'Italia in una crisi e adesso si cerca di dare la colpa alla crisi perché arrivano nuovi immigrati, ma in effetti gli immigrati, come accennavo, sono degli interessi di incassare soldi sia dall'ONU e sia dall'Europa. Innanzitutto l'Italia deve ritornare sovrana e l'Europa deve sparire, perché nella sovranità della moneta monetaria e nella sovranità del popolo, come dice l'articolo 1 della Costituzione, noi possiamo gestire anche il lavoro per gli immigrati. Ci sono immigrati in Puglia e in Sicilia che vengono pagati 2 euro all'ora, come ci sono italiani che lavorano a Roma a 3 euro all'ora in nero. Quindi cosa succede? Che i nostri politici, ecco la non volontà di gestire e di risolvere il problema, ma la volontà di creare una confusione quando delle leggi di tutela ci sono per darci la colpa e fare la guerra tra poveri. Ecco perché i cittadini italiani dicono ma vengono fuori i cittadini italiani, hanno creato un movimento, ma chissà cosa fanno se arrivano là. Attenzione, siamo cittadini italiani che abbiamo lavorato, produttivi, abbiamo dato la delega per 20 anni, la colpa nostra, a dei soggetti che hanno distrutto l'Italia, ma siamo preparati a lavorare e riprodurre, ma anche a governare il paese, perché le leggi nel paese esistono a tutti gli effetti. È loro che non coprono e tutelano le leggi del paese, sia dei cittadini italiani sia degli immigrati, creando una politica dove i rappresentanti attuali politici non contano più nulla. Perché? Perché al vertice sono 40 anni soggetti che hanno distrutto l'Italia e hanno creato apposta delle confusioni. Il suo nome è che non ricordo. Gaetano Ferrieri. Gaetano Ferrieri, lo scrivo perché essendo arrivato con... Io non ho fatto un anno di Montecitorio per niente. Abbiamo un giovane che vuole intervenire. Allora, io innanzitutto volevo iniziare con lo scusarmi con tutti gli extracomunitari che ci hanno guardato prima della pubblicità, facendo loro presente che non tutti noi italiani la pensiamo per come è stato espresso fino a poco fa e che per una grossa parte di noi, penso per la maggioranza, loro sono una risorsa preziosa e dal valore inestimabile. Penso che detto da me non abbia nessun valore, ma penso d'altra parte perché che sia... no? Perché non ha valore? Questo è uno spazio per voi. No, questo è uno spazio per voi giovani. Perché penso che se sto zitto mentre gli altri parlano e poi quando parlo io le persone fanno i colpi di tosse senza darmi la possibilità di spiegare le mie affermazioni, questo un po' mi turba magari, no? Ma questo vuol dire che non... quello che tu dici non è... Ma ci ho detto, vorrei fare un'analisi su 3 punti. Il primo è che innanzitutto bisogna guardare al fatto che gli immigrati quando arrivano perché vogliono lavorare. Spesso per motivi del fatto che magari noi siamo prevenuti, come per il fatto che magari dall'inizio diamo per scontato il fatto che essi non possono essere una risorsa e quindi li impieghiamo. Prima ho sentito dire ci sono dei lavori che gli italiani non vogliono più fare, li possono fare gli extracomunitari. Perché? Loro non hanno il diritto ad ambire a fare gli stessi lavori che facciamo noi italiani. Molti immigrati che arrivano tra l'altro sono diplomati. Io ho detto che li fanno, non che devono farli. È diverso, quindi usiamo le parole corrette, per favore. Penso che si sia registrato, quindi possiamo riguardare insieme. Non è che sotto processo a te. Quello che voglio dire... registrare, non è che sotto processo. Chi ha spiegato? La moviola, sulla moviola. Facciamo la moviola adesso della... Quello che dico io non lo dico assolutamente in modo dialettico ostile, sto facendo delle considerazioni alle quali voi avete possibilità di rispondere. Pensate, siete così fortunati che dopo se deciderete di rispondere io non rinterverrò per rispondere ulteriormente. No, ma tu devi rispondere se ti senti preso in causa. Io rispondo perché mi sento presa in causa. Io dico
gli italiani devono essere tutelati di più, ok? È chiaro che anche l'immigrato che viene qua, chiaramente se è regolare è una cosa, siamo pieni anche di clandestini che non vengono qua con lo scopo di ambire ad un stile di vita decente. E la mia zona è stata tartassata di furti di extracomunitari, con persone che hanno subito anche delle violenze fisiche, quindi ci vuole una determinazione. La possibilità di lavorare, per quale motivo dovrebbe? Ma non è vero, perché dai, non è vero. Ma che ne è del lavoro? Abbiamo detto chiedi lavoro se c'è lavoro. No, parlate tutti assieme perché non si sente nulla. Allora aveva chiesto la parola prima della pubblicità Fabio Maggio, per cortesia. Per cortesia, che noi abbiamo ospitato qua per volentieri. No, non dite, non rispondete. Per cortesia, dai. Allora, comportiamoci da persone civili quali siamo, no? Posso fare presente il fatto che sia avvalorata la mia premessa, per cui non mi è stata data la possibilità neanche di finire l'unico concetto che volevo esprimere. No, il microfono lo puoi tenere, Fabio Maggio. No, io dico una cosa, perché sono state dette fino adesso tante belle cose, più Europa, meno Europa. Io sono convinto che noi stiamo subendo un'immigrazione che è globale, quindi ci devono dare una mano, hanno il dovere di darci una mano, ma al di là di questo abbiamo detto l'immigrazione è una risorsa, sì, potenzialmente lo è, adesso non è una risorsa, perché è bello dire sì, l'immigrato deve lavorare eccetera, però c'è un'immigrazione, perché forse ce ne siamo dimenticati, quella cinese, che sta mettendo in ginocchio il nostro tessuto produttivo, che non paga le tasse, che non subisce controlli, i nostri imprenditori stanno fermi 2 settimane per i controlli fiscali, perdono i quattrini e questi continuano a perseverare in un'azione di distruzione del nostro tessuto produttivo. Allora, se vogliamo veramente che l'integrazione funzioni, perché poi giustamente la gente si arrabbia per queste cose, per queste ingiustizie, per queste diversità, si arrabbia, se vogliamo veramente concludere un percorso di integrazione serio, al termine del quale un immigrato si sente autenticamente cittadino e viene riconosciuto come tale, bisogna eliminarle queste sacche di illegalità, ma duramente però. Io mi fermerei qui. Grazie, perché darei la parola al professor Caso. Abbiamo avuto una telefonata che ha ripresentato un quadro di cui abbiamo discusso più volte, quello dell'ingresso nell'euro, il cambio, insomma la situazione che ha creato. Sì, adesso giustamente Fabio Maggio parlava anche di quella poi invece che è l'altra grande immigrazione, che è quella cinese, un'immigrazione, non dimentichiamolo, che lo Stato cinese, la Repubblica Cinese sovvenziona, perché gli imprenditori che vengono a fare impresa qua vengono aiutati. Anche noi sovvenzioniamo. Diciamo che anche noi sovvenzioniamo. Allora, giustamente il telespettatore che ha chiamato prima ha detto abbiamo pagato l'euro a 1900 erotte lire. Poi ha detto invece la Germania ha pagato un marco, un euro. E va precisato ancora per capire la differenza, il marco allora era 1300 lire. Quindi noi ci siamo trovati con 700 lire di debito pubblico in più rispetto alla Germania e rispetto agli altri stati. E nessuno ce l'ha raccontato. E quello che ha deciso di fare questo, il nostro garante, che era garante anche dell'Europa, era un certo Prodi, mi pare, no? Prodi, Ciampi e D'Alema. No. Prodi, Ciampi e D'Alema. Mi scusi, non è così. Perché a eleggere Prodi ci ha messo la mano anche Berlusconi, che era contento che andasse. Poi le manovre io non le conosco. Sta di fatto che il cambio è stato questo. Chi avesse avuto accortezza un secondo prima di cambiare le lire in marchi si sarebbe trovato praticamente il 50% di più del valore un attimo dopo, quando sarebbe entrato in funzione l'euro. Ma questa appartiene a un passato. Credo che bisogna fare uno sforzo. È vero che le persone che immigrano possono portare via lavoro ad altri, c'è una concorrenza e questa concorrenza è voluta per abbassare la capacità di proporsi diversamente verso l'imprenditore. C'è un altro fatto, che c'è l'esportazione delle nostre aziende, quindi l'impoverimento di quello che è il lavoro della società. C'è questo arrivo da parte soprattutto dell'Africa di persone disperate
che hanno necessità di sopravvivere, ma se non andiamo a capire cosa sta succedendo in Africa, allora non riusciamo a capire perché questi arrivano. E in Africa ci sono le multinazionali, comprese le nostre società italiane, francesi, inglesi, tedesche, eccetera, che stanno dilapidando l'Africa e stanno finanziando le guerre africane da una parte e dall'altra poi mandano i rappresentanti dell'ONU a tenere tranquilla la gente, e ne abbiamo contezza in questi giorni, l'abbiamo avuto anche nei tempi passati. L'Africa è ricchissima, l'Europa si è arricchita in questo l'ultimo secolo in una quantità smisurata, rubando in Africa e creando un degrado che oggi lo stiamo subendo. Allora, per bloccare questa cosa è giusto, come diceva qualcuno, parlare con Gheddafi perché blocchi questa immigrazione, perché è il cuscinetto tra i paesi del Sudafrica rispetto all'Europa e rispetto all'Italia. Ma è un palliativo, non si ferma un fenomeno di questo genere. O noi diamo possibilità all'Africa di poter vendere le proprie risorse al prezzo reale di mercato, oppure questa ondata. Non servono queste trasmissioni, non serve il razzismo perché non risolverà assolutamente niente. Arriverà lo tsunami, questo è soltanto l'inizio di quello tsunami che sta arrivando. E soprattutto quello cinese, anche quello cinese, siamo solo all'inizio. Allora, io ricordo che Monti, la prima cosa che ha fatto è andato in Arabia Saudita, in Cina e in India. Non è venuto in Veneto a dire agli imprenditori veneti che vi do coraggio e vi do speranza. E questi sono i nostri politici, purtroppo. Ci sarebbe prima un giovane che voleva intervenire, e quindi prego. Sì, grazie della parola. Volevo fare una provocazione al ragazzo che ha parlato prima. Mi dispiace, ma non ne posso accettare perché non ho potuto dire quello che volevo io, quindi... Ma secondo lei l'immigrato che è costretto a fare il furto perché non ha il lavoro, cioè, secondo te tutti questi che manifestano in Italia per le piazze lo fanno perché hanno così tanto lavoro da potersi permettere di perdere tempo per noi, o lo fanno perché all'italiano manca, almeno tieni bene il microfono. Fino ad oggi è mancata l'identità nazionale, la bandiera raramente si è vista se non in determinati eventi. Rendiamo conto di quello che diciamo, si è appena detto, un rappresentante istituzionale dello Stato italiano ha appena detto di non sentirsi italiano. Che non ha il microfono. Scusa, perché se non ti se devi ripetere. Io risponderò frase per frase, ma perché la provocazione che mi hai appena sollecitato te l'avrei evitata avendo avuto la possibilità di parlare. Quale identità nazionale possiamo avere nel momento in cui un rappresentante, sicuramente adesso capiremo meglio il perché, magari sarà un'opportunità di crescita per me, nel momento in cui vediamo un rappresentante istituzionale dello Stato italiano che ci dice di non sentirsi italiano, noi che senso di identità nazionale possiamo sentire? Nel momento in cui io, studente meridionale che vengo a studiare in Veneto perché è un percorso di studi come quello che ho deciso di seguire, purtroppo non è nella mia università, nell'università della mia provincia, mi trovo a venire a studiare qui e sento la battuta del collega che dice ma tu sei in Erasmus. Da un certo punto di vista io dico che culturalmente potrebbe essere così, ma il punto non è questo, il punto è che io mi sento italiano. Però nel momento in cui un veneto non si sente italiano e questo veneto ha guardato in TV un suo rappresentante politico istituzionale che gli ha dato questo messaggio, io quel veneto lo capisco e credo anzi, ed è questa la cosa secondo me grave, che le persone che hanno la bandiera, che vengono con una bandiera dell'Italia e che rappresentano una causa nella quale io mi ritrovo perfettamente, sono seduto qui davanti ma potrei benissimo essere seduto dietro, purtroppo non abbiano la possibilità, per quella che si chiama agenda setting, di venire a sapere che la maggior parte dell'economia che si muove oggi in Italia ha origine e provenienza europea.
Noi abbiamo finanziamenti strutturali europei a pioggia e vi dirò, e questa cosa è certificabile. A livello mondiale sappiamo tutto, posso dire, non sto dicendo, io dico che in TV non si dice che l'Italia è lo Stato che manda. Sembra che i cittadini non siano informati. Ma i cittadini non sanno che l'Italia rimanda indietro l'80% dei finanziamenti. Ma facciamo politica economica anche mondiale. Noi cittadini, la gente, io sono il un mondo, cittadino. l'Italia crede io sono un cittadino come che lei. noi non sappiamo, ma noi sappiamo delle cose. È per quello che siamo in allora piazza. dobbiamo... Abbiamo economisti, costituzionalisti, ragazzi. Non sapete neanche cosa avverrà fra pochi giorni, ragazzi. Ma io dico una cosa, se questa cosa la sappiamo, mi scusi. Siamo imprenditori, ma guarda, ragazzi, i PD, PDL, tutte, non hanno ancora, perché si sono mossi? Hanno paura perché sanno che dietro abbiamo tutte le persone preparate, siamo preparati senza essere partito, siamo... Mi dispiace. Non abbiamo bisogno neanche dei gridini, pensa a te, guarda. Mi dispiace che questa critica la rivolga a me che non faccio parte di nessun partito e mi rivolgo l'ho già detto, mi riconosco, non rientro assolutamente. Abbiamo presentato un'ultima cosa vorrei dire, che le critiche che vengono rivolte all'Europa, mi dispiace quello che ho appena sentito. Detto che non siamo a conoscenza, conosco Bilderberg, conosco Rosman, conosco Monti, conosco la sovranità monetaria, conosco il problema economico, conosciamo tutto, non serve che ci fate questo, parliamo dei fatti concreti, ragazzi. Ci fate voi chi? Perché la politica. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, intanto voi continuate. Posso dire un'unica cosa prima di andare in pubblicità? Le critiche che sono state rivolte in questa sede all'Europa, e mi permetto di dirlo da un punto di vista di persona che studia questo, il mio corso di studi si chiama Studi Internazionali, possono benissimo direttamente senza filtro essere girate allo Stato, perché l'Europa dà i mezzi, è lo Stato e l'amministrazione statale che non è capace di utilizzarli e di farli fruttare. Chiariamo questo passaggio, perché se no c'è il rischio di un fraintendimento, questo è quello che volevo dire. Bene, possiamo andare in pubblicità, Nicola, ci ritroviamo con i telespettatori tra qualche minuto.